stranieri decidano di prendere casa a Venezia, la città si spopola. Gli abitanti, che nell'immediato dopoguerra erano poco meno di 200.000, tanti quanti se ne registravano a metà del 400, oggi sono attorno ai 60.000 tra il centro e la Giudecca. E i veneziani autentici si aggrappano a Venezia con un amore che forse non ha riscontro in nessun'altra città italiana e straniera. Siamo a Campo San Bartolomeo, San Bortolo in veneziano. Davanti al monumento a Carlo Goldoni, simbolo di Venezia in tutto il mondo, nella vetrina di una farmacia, un display tiene conto del numero degli abitanti persi ogni giorno. Abitare Venezia vuol dire sentirsi un pochino come una specie protetta, quasi in via di estinzione, e quindi si cerca di riconoscersi un pochino qualche volta tra le cali. Una volta si sentiva il rumore dei propri passi, adesso è un pochino difficile se non camminando la mattina molto presto, magari d'inverno, ed è un piacere sentire quei rumori che adesso sono coperti dallo scalpiccio dei turisti.